Il liceo Paleocapa di Rovigo scelto per la cerimonia ufficiale dell'avvio dell'anno scolastico in Veneto per sottolineare che l'attenzione alla formazione è omogenea in tutto il territorio, anche quello più decentrato. Io ritengo che la scuola veneta sia la migliore d'Italia, ma anche d'Europa, perché veramente ha tante risorse proprio interno che riesce quotidianamente a mettere in campo e soprattutto ha quella sensibilità, quell'attenzione rispetto alle varie problematiche, difficoltà che i nostri ragazzi vivono in questo momento storico particolare che li rende unici, e questo per me è un segno di grande sensibilità e attenzione, e per questo li voglio ringraziare. E da quest'anno cellulari vietati anche alle superiori e voto in condotta che fa media. Un anno che si apre con l'impegno a fronteggiare sempre di più bullismo e disagio giovanile. Già dall'anno scorso avevamo sperimentato delle strategie per raccogliere i cellulari e metterli da parte per togliere questo forte distrattore. Riguardo al bullismo abbiamo messo a punto un protocollo, abbiamo un gruppo di lavoro seguito anche da una psicologa del territorio. Abbiamo avuto anche degli episodi che con la collaborazione delle famiglie e delle istituzioni abbiamo risolto positivamente. Quindi siamo consapevoli del lavoro che c'è da fare su quel versante e stiamo lavorando insieme. Lei faceva riferimento prima al pensiero critico, no? Che il pensiero critico è quello che ti permette di essere libero, di definire la tua vita. Che consiglio dare a questi giovani perché sviluppino il pensiero critico? Di non aver paura di percorrere un proprio pensiero, una propria scelta, di non doversi confrontare con gli altri se non con se stessi e di mettersi alla prova. Siamo poi in un liceo che ha visto insediarsi da quest'anno anche la seconda sezione per l'indirizzo sportivo, e questo è frutto veramente di grandi sinergie. Siete d'accordo che il telefonino deve rimanere fuori dall'aula? Non tanto, però me ne farò una ragione. Sinceramente sono convinta che se una persona, anche se non ha il telefonino, troverà comunque il modo di distrarsi in qualche modo. Secondo me non è il telefonino il problema. Erano fonte di distrazione e anche di imbrogli durante le verifiche. È giusto che possano restare rinchiusi dove sono, sì. Da una parte è positivo, però anche negativo. Cioè che almeno riescono a concentrarsi a lezione e portano rispetto al professore che sta spiegando. Il fatto che il voto in condotta sia tornato a fare media vi spaventa? Sì. A me abbastanza, però la trovo anche una cosa giusta per le cose che sono successe in passato.